Ilaria Adriana. Buongiorno a tutti. Oggi siamo tornate nell'entroterra, come vedete ci troviamo nel Campidano, sud Sardegna. Siamo ai piedi del Monte Idda e siamo in compagnia di Silvia Piras, che ci ha ospitato nel suo B&B Fiadora. E dato che Silvia è anche un'artista e guida turistica, oggi faremo varie cose, una puntata un po' diversa dal solito, giusto Silvia? Dacci l'anticipazione di cosa faremo oggi. Buongiorno a tutti e grazie intanto di aver accolto la mia proposta. E siamo a Decimo Puzzo e questo è Monte Idda, che fu un teatro con protagonisti delle genti dedite soprattutto alla fusione dei metalli, ma non soltanto, anche alla lavorazione dell'argilla. Infatti questo è un connubio forte che per me è una fonte forte di ispirazione per il lavoro che faccio poi nel mio laboratorio, perché l'argilla locale qua è quella che è sempre stata utilizzata dai tempi, mischiata anche a della graniglia di granito sempre locale, per forgiare dei vasi che poi vi parleremo in seguito in alto, che contenevano dei particolari tesori. Grazie, quindi faremo questa escursione sulle orme del Taramelli, quindi non perdetela, e poi dopo torneremo giù per visitare il laboratorio di Silvia, giusto? Sì, vi farò vedere appunto come certi luoghi sono appunto l'ispirazione. Io faccio anche dei laboratori e guido delle persone a prendere ispirazione proprio dai luoghi e soprattutto dalla storia dei popoli che li hanno preceduti, perché i nostri avi sono una fonte ricca di ispirazione. Quindi accompagno in questo percorso e poi tutto si trasmette nelle mani e la magia avviene in quel momento, insomma, si mettono insieme tutte le componenti e lì il bello è proprio vedere che cosa si riesce a produrre poi mettendo insieme tutte queste informazioni. Bene, quindi come vedete insomma ci sarà da anche sia da ispirarsi, come dice Silvia, ma anche da cogliere da tutto quello che faremo e diremo oggi, degli stimoli insomma, per anche riflettere, per recuperare certe capacità che nella nostra vita globalizzata stiamo perdendo, quindi come il sapere delle mani, il recuperare l'aspetto creativo proprio nel mettere le mani nella terra, proprio letteralmente, come vedremo. Silvia ci spiegherà tutto il processo, quindi dalla raccolta della materia prima alla produzione del prodotto finito. Ma prima Adri vai a controllare se è tutto a posto, perché appena Adriana mi ha detto sono le 8 e ha cliccato, io mi sono ricordata che non ho nemmeno controllato quante tacchette ha la rete qui e non ho nemmeno collegato l'hotspot del nostro secondo telefono, per cui speriamo che la gente ci stia seguendo, perché vabbè, sto iniziando a perdere colpi. Vi ricordo che siamo all'ultima settimana e praticamente sono le ultime 3 puntate, quindi facciamo ancora oggi, venerdì e sabato, una puntata bonus, quindi questa settimana proseguiamo fino al sabato e vi invito a seguirci perché appunto sono le ultime 3 puntate. Come dicevo anche ieri, non sappiamo ancora quale futuro e se avrà un futuro questa iniziativa, se faremo nuove edizioni, è tutto in divenire, non facciamo progetti troppo a lungo termine in questo momento per tanti motivi che tutti sappiamo, però come vi dicevo è importantissima la vostra partecipazione attiva, la vostra risposta, anche poi per chiarirci le idee, illuminarci su quelli che potranno essere effettivamente i frutti dai semi che abbiamo messo in questo lavoro. Infatti questo lavoro del viaggio di un mese l'abbiamo concepito anche come mettere dei semini, quindi dei semini che possono germogliare proprio dagli incontri che abbiamo fatto con ognuna delle persone che ci hanno ospitato e con cui abbiamo fatto le puntate e con cui abbiamo avuto l'occasione di condividere delle belle giornate e anche proprio delle belle attività insieme, quindi ricche di spunti
e di stimoli anche per proposte, collaborazioni future, evoluzioni, sia anche valutare quello che effettivamente di tutto il nostro lavoro è arrivato alle persone, quindi come le persone hanno potuto fruirne, quanto diciamo è stato anche apprezzato e colto e colti tutti i nostri vari intenti. Devo dire che finora siamo abbastanza soddisfatte, perché credo che almeno da quello che leggiamo dei commenti delle persone che stanno seguendo più attivamente, vediamo e siamo felici di questo, che effettivamente i messaggi che vogliamo trasmettere stanno arrivando, ma vediamo a quante persone riusciamo a farli arrivare, perché come vi abbiamo detto più volte questo viaggio è stato molto molto intenso, quindi insomma in questi giorni, ora Silvia ci ha visto abbastanza sconvolte ieri sera quando siamo arrivate da lei, non neghiamolo, perché qualcuno dice ma come fanno? Non siamo Superman, anzi Superwoman, la sera siamo stanche e qualche volta anche la mattina siamo un po' stanche quando la sveglia suona sempre intorno alle 6 come anche stamattina, perché anche stamattina ci siamo alzate molto presto per venire qui, perché prima di venire qua nel punto dove stiamo trasmettendo abbiamo fatto un'altra tappa. Infatti, come vedete, non so se riuscite a vederlo dall'inquadratura, che cosa abbiamo qui. Siamo passate in un ovile qui vicino dal signor Giorgio, un pastore che lavora qui, molto gentile, e abbiamo preso il latte di capra fresco. Allora Silvia, dici cosa faremo con questo latte? Sì, al termine dell'escursione proveremo una bella esperienza di gusto, facciamo il formaggio e purtroppo però saremo soltanto noi a assaggiarlo. Mi dispiace per voi. Se volete provare l'esperienza dovete venire a trovarmi e ripetere. Poi stasera vi faremo vedere il risultato, vabbè, almeno quello ve lo promettiamo, ecco. E infatti, come abbiamo detto anche ieri, le esperienze bisogna farle di persona, perché i luoghi ve li possiamo raccontare, ve li possiamo far vedere, possiamo trasmettervi le nostre emozioni, ma i profumi e i sapori in video non si sentono, e quindi insomma l'esperienza in prima persona rimane sempre fondamentale. Qualsiasi video eccezionale non potrà mai dare l'esperienza che si prova proprio in prima persona. E quindi, come abbiamo già detto, questo nostro viaggio vuole essere anche uno stimolo per tutti per riprendere a viaggiare. Se ora non si può andare in Australia o in India, non importa, possiamo viaggiare anche a pochi chilometri da casa nostra. Ora so che tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento e che non si trovano in Sardegna hanno una grande voglia anche di venire in Sardegna, e di questo noi siamo felici, e anche questo, devo dire la verità senza ipocrisia, che era anche uno degli obiettivi, insomma, far venire voglia alle persone fuori Sardegna di venire in Sardegna e di scoprirla in stagioni diverse da quella estiva, perché come avete visto dal nostro viaggio di un mese sicuramente non ci siamo annoiate. Abbiamo trovato qualche volta un po' di freddo e vento, ma abbiamo trovato anche tante bellissime giornate. Magari non tutti potranno fare il bagno se siete freddolosi, però vi garantisco che anche passare qualche ora a prendere un sole invernale di febbraio in una spiaggia come quelle che abbiamo visitato in questi giorni comunque è bellissimo anche in pieno inverno, e ce l'avete tutta per voi. Quindi assolutamente uno degli obiettivi era anche questo, ma quello che vorrei dire anche a tutte le persone che in questo momento ancora non possono venire in Sardegna, ma speriamo che possiate venire nei prossimi mesi ovviamente, anche vicino a casa vostra senz'altro ci saranno dei luoghi da scoprire, meno noti, meno turistici, quindi lì sicuramente lo spunto che vogliamo darvi è anche di esplorare i vostri dintorni e riscoprire anche le cose più semplici che oggi siamo troppo distratti per vedere. Quindi sicuramente, anche se noi abbiamo tenuto dei ritmi
un po' frenetici, devo dire la verità, però vorremmo dare un invito anche alla lentezza, quindi al viaggio lento e al viaggio di scoperta. Tutto a posto? Sì, A posto. con i feedback, meno male. Che ore sono? 8 e 10. 8 e 10, quindi ci avviamo alla chiusura, anche perché insomma dobbiamo fare tante cose in questa mattina, quindi ci dobbiamo un pochino sbrigare, per cui come al solito io vi do appuntamento questa sera alle 9:30 e vi ricordo che subito dopo pranzo e pomeriggio, insomma appena ce la facciamo, pubblicheremo già l'anticipazione per iniziare un po' a raccontarvi com'è andata, con le bellissime foto di Adriana. Ne approfitto per ricordarvi di seguire anche la sua pagina Viaggio Parallelo, e quindi insomma iniziare a vedere cosa abbiamo fatto, e poi per la puntata completa come sempre appuntamento alle 9:30. Ringraziamo anche tutte le persone che stanno continuando a donare per supportare la nostra iniziativa, perché veramente senza di voi non ce l'avremmo fatta, Abbiamo in realtà fatto un salto nel vuoto, un salto nel buio, perché magari nessuno avrebbe donato niente, avremmo speso un sacco di soldi, però abbiamo detto lanciamoci e vediamo cosa succede. Tanto se non lo facciamo adesso non lo possiamo fare, quindi cogliere l'attimo è in questo momento storico diciamo, la massima di saper cogliere l'attimo è ancora più valida, e l'abbiamo visto tutti quanti insomma, dalle esperienze che ognuno e dalle difficoltà che ognuno di noi, nessuno escluso, si è dovuto trovare ad affrontare proprio in questo periodo. Quindi grazie veramente per il vostro supporto, che è ancora più prezioso proprio in un periodo di crisi come questo. E vi ricordo che però contribuendo al progetto ricevete in cambio dei voucher poi per partecipare alle escursioni e viaggi di Sarenia Sacra, quindi quello che donate comunque in un modo diverso vi torna indietro, e questo è un altro messaggio che volevamo dare. E ringraziamo anche il nostro sponsor Macoco come sempre per le splendide t-shirt e i gadget, e vi ricordiamo che con l'acquisto supportate sempre il nostro progetto. Bene ragazzi, a questo punto per il momento da Monte Ida, Decimo Puzzu è tutto, e ci vediamo stasera. Stasera. Ciao!